Molto apprezzato la dichiarazione di Bush, molto ferma e molto netta, e credo che questa dichiarazione possa essere di grande aiuto a quanto sta avvenendo in Unione Sovietica, nel senso di aiutare la causa di Gorbaciov. Lei ritiene che in Unione Sovietica il golpe sia già riuscito? No, ritengo che ancora, certo è molto difficile fare un'affermazione di questo genere, anche piuttosto azzardata, perché quando si muovono carri armati, esercito e servizi segreti è molto difficile far fallire un golpe. Però l'Unione Sovietica in questi 6 anni e mezzo di governo di Gorbaciov è passata attraverso fasi di rinnovamento, a volte anche contestate dalla popolazione, che hanno creato anche delle difficoltà economiche, ma che certamente hanno cambiato il modo di essere e il modo di pensare della popolazione sovietica. Quindi la perestroica è andata in profondità? Io credo che la perestroica abbia lasciato un segno non facilmente cancellabile. Lei se lo aspettava un golpe in Unione Sovietica? Se lo immaginava? Non in questo modo e non in questo momento. Devo dire che evidentemente mi ero sbagliata quando avevo visto, dopo tante incertezze anche da parte americana, che avveniva il 31, se non sbaglio, di luglio, l'incontro a Mosca tra Bush e Gorbaciov, avevo ritenuto che questo gesto avesse rafforzato molto, questo fatto avesse rafforzato molto Gorbaciov e allontanato quindi la possibilità di un golpe.